Remigio Grotto, allenatore della Volley, secondo classificato nel primo torneo della storia del 3x3 Under 13 maschile. Le tue sensazioni dopo la finale persa purtroppo con la Pallavolo Padova 2-0? Sensazioni è che il pallone è un po' più leggero, campo più piccolo, è difficile sinceramente mettere la palla dentro in questo campo per ragazzi che sono abituati, magari non da titolari, ma a fare anche le partite col campo più grande. Però sinceramente è un'esperienza senz'altro validissima, bellissima, che merita fare. Un'esperienza importante. Dal punto di vista dell'allenatore, questa formula del 3x3 abbinata all'Under 13 com'è? Dal punto di vista dell'allenatore è senz'altro una cosa valida. È valida perché è un'esperienza in più e ci sono alcune problematiche nel gioco, è normale 6 contro 6 non ci sono, e quindi è un'esperienza valida. In effetti l'unica cosa che lascia un po' perplessa è che, sì, ripeto, col pallone un po' più leggero e col campo più ristretto non è semplicissimo giocare. E adesso le fasi nazionali a Roma, sarà un'emozione anche quella? Senz'altro, specie per noi di schio che era qualche anno, erano 2 o 3 anni che eravamo assenti dai grossi impegni nazionali, perché purtroppo, per merito loro, non purtroppo, Padova e Treviso sono ostacoli insormontabili, adesso si è aggiunta anche Venezia eccetera, sono ostacoli insormontabili per noi da qualche anno a questa parte, invece adesso abbiamo di nuovo possibilità di fare questa esperienza ai nazionali, ovviamente siamo entusiasti di questa possibilità. Allora in bocca al lupo alla Volley. Grazie.